Favorire la transizione verso modi di produzione e di consumo più sostenibili è uno degli obiettivi prioritari dell'azione di Confartigianato e in questo quadro si inserisce il webinar dedicato alle comunità energetiche promosso da Confartigianato Imprese Veneto dall'M9 Museo del Novecento. Un dibattito che ha visto come protagonisti tecnici, stakeholders e soprattutto la politica nazionale e regionale. I finanziamenti e le regole che disciplinano le comunità energetiche ci sono, anche se non ancora così note, e la direzione è quella di un'ulteriore semplificazione delle normative affinché possa diffondersi anche nel nostro Paese una realtà che trova all'estero importanti esempi di eccellenza, come in Francia e in Germania. Le comunità energetiche rappresentano una significativa opportunità di risparmio per le imprese, con il valore aggiunto dell'attenzione all'ambiente, ma costituiscono anche un'occasione di rigenerazione urbana che si integra con l'energia. Sentiamo Stefano Munarin, docente IUAV di Venezia. Abbiamo di fronte la grande sfida di provare a dare un futuro a tantissime cose che abbiamo costruito in questi ultimi decenni e che spesso sono diventate vecchie molto rapidamente. Penso alle nostre case, ai nostri capannoni, alle nostre scuole, ai nostri uffici, che non sono più adeguati alla vita che vogliamo. Sono energivori, spesso sono difficili da raggiungere con sistemi sostenibili di mobilità, eccetera. Quindi dobbiamo reinventare quello che abbiamo costruito. Questa è una sfida tecnica, imprenditoriale, per cui fa molto piacere essere qui oggi, ma anche una sfida culturale, progettuale. Dobbiamo pensare che possiamo fare delle cose belle, una casa, un capannone, non consumando un pezzo di terra nuovo, non costruire qualcosa di nuovo, ma rifacendo, rimettendo le mani a quello che abbiamo già. È una sfida bellissima. Io potrei anche dire che noi italiani possiamo anche essere abbastanza orgogliosi perché abbiamo insegnato al mondo come si fa il restauro dell'architettura, no? Recupero dei monumenti, dei centri antichi. Oggi possiamo imparare qualcosa di nuovo, cioè mettere le mani, migliorare anche ciò che non è monumento, ma dare un futuro alle tante cose che già abbiamo costruito. Grandi vantaggi e fattibilità. Anche in Italia ci sono i presupposti per uno sviluppo delle comunità energetiche. Le aspettative sono alte e le imprese del Veneto sono pronte, come ci racconta Dario Dalla Costa, presidente nazionale veneto degli installatori di impianti di Confartigianato, tra i promotori dell'evento. A livello impiantistico, come dire, le modalità sono le stesse di prima. Ci sarà da costituire questa comunità energetica che avrà personalità giuridica e pertanto si tratta solamente di predisporre qualche documento. La classica casa e capannone che in Veneto sono tutt'uno, i due impianti di capannone e di casa possono tra di loro scambiare energia.